Omicidio di Mestre, domani l'udienza di convalida per i due cugini moldavi accusati di aver ammazzato di botte il 33enne di Salzano. Entrambi ribadiscono la tesi della difesa dal tentato furto. E la comunità di Salzano è ancora incredula per la violenta morte di Lorenzo Nardelli, un bravo ragazzo rovinato dalle cattive compagnie, dice chi lo conosceva. 1.300.000 euro la stima dei danni del maltempo record dell'ultimo mese in Veneto tra nubifragi, grandinate e trombe d'aria, 70.000 le posizioni aperte tra pubblico e privato, Venezia e Verona le province più colpite. Un uomo alla guida di un'auto finisce fuori strada all'Alba a Jesolo dopo l'impatto, il conducente si dà alla fuga ed abbandona i passeggeri feriti, indagini dei carabinieri. A Carpenedo nel pomeriggio i funerali di Don Armando Trevisiol che Antenna 3 ha raccontato in diretta, voleva che la povertà fosse dignitosa, le parole del patriarca Moraglia dall'altare letto il suo testamento spirituale. 1 migliaio di fedeli e parrocchiani presenti all'addio a Carpenedo, la commozione, il ricordo e l'auspicio ora portare avanti la sua eredità. Una piccola razza avvistata nelle scorse ore a Venezia, in Canal Grande, ai piedi del Ponte degli Scalzi e a Jesolo, ripresi dei delfini. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con l'omicidio di Mestre, con importanti novità dal punto di vista delle indagini. Lorenzo Nardelli e i suoi assassini pare non si conoscessero, è quanto emergerebbe dai rispettivi tabulati telefonici. Un bravo ragazzo, viene descritto così da chi lo conosceva Lorenzo Nardelli, il 32enne del milanese assassinato a Mestre nel vano scale del condominio di via Rampa Cavalcavia 9 nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì scorso. Un passato certamente segnato dalla droga e difficile il suo, ma riscattato dalla voglia di riprendersi in mano la vita, come quando nel 2021 ne ha pure salvata una, quella di un bimbo che ha rischiato di annegare nella spiaggia di Jesolo. Non si sa ancora con certezza cosa sia accaduto la notte del suo assassinio. L'unica certezza al momento è che i due cugini, per mano dei quali è morto, gli operai di origine moldava Radu e Marin Rusu, di 32 e 35 anni, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario. Domani l'udienza di convalida davanti al GIP Alberto Scaramuzza, oggi l'autopsia sul corpo di Lorenzo Nardelli. Intanto il PM incaricato dell'inchiesta, Stefano Buccini, avrebbe già avuto i primi riscontri sull'esame dei cellulari di vittima ed indagati. Da questi si evince che i tre non si conoscevano e non c'erano stati contatti prima dell'altra sera, quando è scoppiata la rissa con esito mortale. Dalle registrazioni emergono anche 2 chiamate di uno dei 2 cugini arrestati, Marin, al 112. Nella prima chiede l'intervento delle forze dell'ordine mentre sarebbe in corso la fase iniziale della colluttazione, con i militari che gli dicono che è già in arrivo, su altra segnalazione, la polizia. Con la seconda, invece, chiede l'invio di un'ambulanza mentre è nell'ascensore. Telefonata estremamente confusa, da cui si è appreso si capisce molto poco, anche perché Marin in Italia da poco ha difficoltà di lingua. E se i 2 cugini continuano a sostenere la tesi della legittima difesa per un tentato furto nel loro appartamento da parte della vittima con altri 2 presunti complici che si sarebbero dati alla fuga non lasciando alcuna traccia del loro passaggio, gli investigatori non credono alla versione del furto finita in tragedia e stanno lavorando per cercare un'altra verità, tra cui anche l'ipotesi di un possibile regolamento di conti. E al telefono abbiamo raggiunto il legale dei 2 cugini arrestati per omicidio volontario, l'avvocato Jacopo Trevisan del Foro di Venezia. La versione è sempre la stessa, i 2 cugini si sarebbero difesi da un tentativo di effrazione in casa. Qual è la tesi sostenuta dai suoi assistiti? Non è una tesi, ma è la verità dei fatti. Cioè loro erano in casa e si sono trovati davanti 3 soggetti che si sono introdotti clandestinamente in casa loro, non si sa con quali intenzioni, ma verosimilmente con l'intenzione di rubare, e uno di questi soggetti, diciamo così il più attivo, non si è limitato ad andare via quando ha trovato i 2 cugini, ma ha posto una reazione violenta picchiando uno dei 2. Sì, il soggetto più attivo sarebbe la vittima, Lorenzo Sì. Nardelli.
mentre gli altri due sono scappati per le scale. Questo Lorenzo Nardelli ha picchiato, buttato a terra Radu, uno dei due miei clienti, e successivamente, invece di allontanarsi, ha preso l'ascensore, e nell'ascensore c'è stata un'ultima fatale colluttazione nella quale ha avuto la peggio il Nardelli, ma avrebbe potuto razionalmente averla peggio anche uno dei due cugini. Dal racconto dei suoi assistiti, come sarebbe sopraggiunta la morte del 32enne? Non se ne sono neanche resi conto. Io sono arrivato alle 3 di mattina in questura perché ero richiamato dal pubblico ministero, e ho incontrato i due cugini in mutande, peraltro, perché così si trovarono a casa ed non sapevano né di che nazionalità fosse il Nardelli e né si sono resi conto che fosse deceduto. Hanno detto che respirava, che minacciava, che era seduto, che non si sono resi conto che fosse spirato. Sembra però che non ci siano stati segni di effrazione all'esterno dell'appartamento. Quindi tra le ipotesi la porta è una porta di legno con uno scrocco che non era chiuso, quindi basta una normalissima carta di credito, un normalissimo artifizio per poter entrare senza lasciar segni. Comunque la Procura della Repubblica sta lavorando sia la squadra investigativa proprio per accertare questi aspetti, le tracce ematiche, per comprendere dove si sia materialmente consumata, se nell'appartamento o nell'ascensore si sia consumata la vicenda, ed anche una serie di ulteriori accertamenti più approfonditi verranno svolti nei prossimi giorni sulle utenze telefoniche. E la comunità di Salzano intanto è ancora incredula per quanto accaduto al giovane Lorenzo Nardelli. Quello che è successo l'altra notte è un fatto drammatico che, pur non essendo avvenuto in paese, ha coinvolto un nostro concittadino e quindi ha sconvolto Salzano. Attendiamo di capire cosa sia realmente accaduto a Mestre, ma la violenza è sempre qualcosa di grave e non ci sono ragioni che possano giustificarla. Le notizie sono ancora un po' confuse, aspettiamo che si faccia chiarezza. Nel frattempo siamo vicini alla famiglia colpita da questo lutto e a tutta la comunità di Salzano. Una morte violenta, quella di Lorenzo Nardelli, che ha sconvolto l'intera comunità di Salzano. In paese, al civico 17 di via Gramsci, viveva da solo e i vicini lo conoscevano di vista, lo vedevano solo di passaggio. Lorenzo aveva molte passioni, lo sport, il mare, la montagna, come testimoniano le foto nel suo profilo Facebook. Lavorava come autista per un'azienda di consegne. In passato, per 2 anni, aveva svolto anche il lavoro di bagnino a Jesolo, dove si era distinto per aver salvato un bambino di 9 anni dall'annegamento. Una notizia che lo aveva portato alla ribalta della cronaca, fatto conoscere ed apprezzare. Un giovane impegnato tra le passioni e il lavoro, ma con un passato turbolento per colpa della sua dipendenza alla droga. Lo testimoniano i vicini, più volte allarmati dal via vai delle auto dei carabinieri sotto la sua residenza. Quando era in preda all'astinenza diventava difficile da gestire. I rapporti con i genitori, un ex ferroviere e una maestra, erano tesi da tempo per colpa del suo carattere che peggiorava quando doveva procurarsi lo stupefacente. Più volte la coppia aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per allontanarlo dalla famiglia. Una volta fu anche arrestato dopo aver violato l'ordine di allontanamento. Nonostante tutti i problemi, Lorenzo stava cercando di uscire per sempre dal tunnel della dipendenza, anche con l'aiuto dei genitori. Era la droga ad averlo rovinato, ammette senza dubbi chi lo conosceva. Era un ragazzo stimato, altruista e generoso. Lorenzo è morto per colpa delle cattive compagnie.
Ed ancora cronaca, un uomo alla guida di un'auto è finito fuori strada questa mattina verso le 5 a Jesolo mentre percorreva via Aleardi all'incrocio con via Arino. Dopo l'impatto il conducente si è dato alla fuga, assieme a lui erano presenti 2 passeggeri che l'uomo ha abbandonato sul posto. Un passeggero è rimasto ferito, ha atteso l'arrivo dei soccorsi insieme all'altra persona rimasta fortunatamente illesa. Come illeso con ogni probabilità o comunque con ferite lievi è rimasto lo stesso conducente, visto che appunto dopo l'impatto si è allontanato dal luogo dell'incidente. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che ora dovranno stabilire chi fosse alla guida dell'auto e capire il motivo per il quale sia fuggito. Non è detto che chi guidava fosse il proprietario della vettura, compito che forse verrà semplificato dalle testimonianze degli amici rimasti appunto sul luogo dell'incidente. Ed ora torniamo a parlare del maltempo che ha investito la nostra regione. Nell'ultimo mese ammontano a 1.126.000 euro e forse anche di più i danni subiti appunto da cittadini ed aziende. La stima è della Regione del Veneto. Le province più colpite sono quelle di Venezia e Verona. Il governatore Zaia, ora Roma ci deve dare i soldi. I nubifragi, il vento fortissimo che ha scoperchiato case e abbattuto alberi e poi le grandinate come mai si era visto prima, con chicchi grandi come palle da tennis che hanno devastato auto, tetti, pannelli fotovoltaici. 313 comuni coinvolti e più di 100 le persone ferite. Ora tutti quei danni sono stati quantificati dalla Regione Veneto. Un dossier molto nutrito di informazioni, di dati, riguarda ovviamente tutto il Veneto. Stiamo parlando di calamità dal 13 di luglio fino al 6 di agosto, ma parliamo anche di una cifra importante che riguarda oltre 70.000 famiglie e imprese e si parla di 1.129 milioni di euro che arriverà tranquillamente a 1,3 miliardi. Danni ingentissimi che ora rientrano nella relazione inviata al governo dalla Regione Veneto per la richiesta dello stato di emergenza e di conseguenti risarcimenti. E, sottolinea Zaia, i soldi bisogna che Roma ce li dia. Per la gestione delle pratiche il presidente del Veneto conta sui comuni. Da commissario ho sempre fatto questa scelta unica a livello nazionale di non gestire i soldi direttamente dalla struttura commissariale, quindi dalla regione, ma a dare subito gli anticipi ai comuni e i comuni poi hanno i rapporti, e i comuni sono efficientissimi e sono sempre stati collaborativi, avranno i rapporti diretti con i loro cittadini. Qualche istante di pubblicità ora, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio, edizione di Venezia. Ora i funerali di Don Armando Trevisiol. In tanti oggi pomeriggio hanno voluto dare l'ultimo saluto al sacerdote nella chiesa di Carpenedo, una cerimonia che Antena 3 ha seguito in diretta. Maxi schermi all'esterno, la chiesa gremita è il popolo di Don Armando, come è stato definito quello che ha voluto essere presente per l'ultimo saluto al prete dei poveri, degli anziani e degli ultimi. A ricordare per primo la vita e l'impegno del sacerdote è Don Roberto, fratello di Don Armando Trevisiol, spentosi mercoledì a 94 anni. Con lui il Signore è stato molto buono, gli ha dato una vita bella, ricca, laboriosa, felice e una morte serena e travettanda. Una quercia sempre sul pezzo, lo definisce il patriarca Moraglia, ricordando quanto l'opera di Don Armando sia stata significativa per Mestre ed il patriarcato. Don Armando, desidero sottolinearlo, ha sempre amato i poveri e li ha amati così come erano, ma ha anche amato il bello e perciò desiderava che la povertà fosse dignitosa e quindi voleva che fosse sempre accompagnata dal bello.
e i centri da lui creato dicono anche questo. Un sacerdote amatissimo, come testimoniano i messaggi letti durante la cerimonia, con l'intenzione ribadita più volte di continuare il lavoro di Don Armando nei tanti centri Don Vecchi. Abbiamo imparato che i sogni si possono realizzare, compreso i miracoli. Il miracolo della solidarietà ci è ben chiaro e impresso nel cuore. Quel cuore che tu hai sempre aperto ai fragili, ai bisognosi, compresi gli amati anziani. Oggi sono qui per ricambiare l'affetto. A nome loro e dei volontari che continuano ora il tuo servizio, ti ringraziamo. Grazie Don Armando. Commozione e vicinanza ai sentimenti della chiesa di Carpenedo anche quando viene letto dal patriarca il testamento di Don Armando, che già dalle prime parole fa capire chi fosse questo sacerdote. Non ho nulla da aggiungere a quello che ho tentato di dire con le parole e soprattutto coi fatti della mia vita. Si scusa e chiede perdono a Don Armando nel suo testamento, ringraziando quanti gli hanno voluto bene. Ringrazio particolarmente e con tanta riconoscenza tutti coloro che mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato nelle circostanze più diverse. Non faccio nomi solamente perché sono un popolo, coloro che l'hanno fatto. Addio a tutti, Don Armando Trefisiol. Un migliaio di fedeli e parrocchiani dunque oggi pomeriggio presenti all'addio a Don Armando a Carpenedo, la commozione, il ricordo e l'auspicio. Ora bisogna portare avanti la sua eredità. Ho avuto la fortuna di conoscerlo 50 anni fa e 3 giorni fa ero al suo letto in ospedale e l'ho assistito per qualche anno. Ero un medico di famiglia all'epoca e per cui lo conosco benissimo da tanti anni. È ancora qui, il ragazzo è ancora qui. 3 giorni fa era giovanile come lo conosciamo noi, pieno di vitalità e mi ha nascosto tutti i suoi guai e ha dato sempre una buona parola a tutti quelli che c'erano. Lo ricorderò sempre come una persona eccezionale. È stato un prete che noi tutti vorremmo avere. Questo insomma un grande sacerdote. Si commuove. Sì, perché tanto che lo conoscevo e allora insomma ho piacere di essere qui. Sì, lo conosco da tanti anni, dal 71, da quando è morto mio padre, celebrava in cimitero, quindi sono affezionatissima, ha sposato mio fratello e mia cognata, ha fatto il funerale alla mia mamma, quindi merita, ha fatto tanto del bene. E adesso si spera che la sua opera continui. È questo che io spero e che voglio che sia così, perché ha dato tantissimo. Io spero che quello che lui ha fatto continui per sempre e che sia soprattutto di insegnamento a tanti sacerdoti, ma anche a persone come noi. Io spero questo. Non si è mai pronti a salutarsi, soprattutto quando si tratta di persone grandi nell'animo, ma anche grandi nelle mani, perché una straordinarietà di Don Armando è proprio che ha saputo conciliare la spiritualità, il cammino vicino agli ultimi e anche la fede, la carità cristiana assieme a opere di concretezza, di pragmatismo. Se penso a tutti i Don Vecchi, ecco, noi ogni volta che ci imbatteremo in un Don Vecchi, in un'opera di Emporio Solidale, credo ci ricorderemo di lui, quindi penso sia questo il seme più bello che ha seminato. Ed ora spazio agli animali con il ritorno dei delfini a Jesolo e l'avvistamento di una piccola razza a Venezia ai piedi del Ponte degli Scalzi.
Questa è la razza avvistata nelle scorse ore a Venezia, ma stavolta non in mare aperto né in bacino, bensì in Canal Grande, ai piedi del Ponte degli Scalzi, cioè nei pressi della stazione ferroviaria. Una razza piccola, una ventina di centimetri o poco più, non di grandi dimensioni, e che ciò nonostante il solo vederla genera certamente grande emozione. Le immagini inviatici da un residente, Giorgio Skopinic, ha avvistato la piccola razza che nuotava attorno alla sua barca ieri pomeriggio. Eccolo il delfino, Casabianca. Ed è notizia sempre di queste ore di nuovi avvistamenti, stavolta di delfini in quel di Jesolo e danzanti tra la calma di un mare piatto quanto una tavola, tra la gioia di numerosi e fortunati bagnanti. Ecco le immagini un po' sgranate vista la ripresa effettuata con il telefonino, per quanto lo stesso decisamente molto emozionanti, quando la natura genera anche la gioia di inaspettate e meravigliose sorprese. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci lasciamo come sempre con le previsioni del tempo del nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Tempo stabile, caldo e afa in progressivo aumento. Su tutta Italia tornano condizioni pienamente estive. Vediamo il dettaglio di sabato 12 agosto. Sul Veneto l'anticiclone africano in questa giornata porterà bel tempo, come ci mostra la grafica, con tanto sole. Cielo sereno solo con qualche addensamento sui rilievi associato a locali rovesci. Temperature in contenuto aumento, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 28 e 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo limpido e venti di brezza. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 28-30 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, salvo isolati temporali sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.